Il ventenne Sebastiano Rampollo della famiglia Ercolano Santa Paola, dopo la sparatoria dello scorso ottobre a San Cristoforo, voleva dare una risposta degna del suo rango di appartenente a Cosa Nostra e per questo aveva pianificato una vendetta, l'omicidio di Pietro Gagliano, esponente del clan rivale Cappello Bonaccorsi. Un proposito ascoltato ai carabinieri di Catania che sono intervenuti per sventare una faida. 9 le persone fermate per associazione mafiosa, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto d'arma da fuoco con l'aggravante di aver favorito la mafia. Dalle indagini è emerso che il delitto doveva essere la risposta alla sparatoria della sera dello scorso 21 ottobre nella zona del Passareddo, quando Pietro Salvatore Gagliano, 26 anni, anche lui tra i fermati, avrebbe esploso 4 colpi di arma da fuoco contro appartenenti alla famiglia di Cosa Nostra. 2 degli obiettivi rimasti illesi avrebbero deciso di vendicarsi nonostante indicazioni di segno contrario provenienti da altri esponenti della stessa cosca. Ad ideare la vendetta armata Sebastiano Ercolano, figlio di Mario, condannato all'ergastolo per omicidio, e nipote di Aldo, detenuto anche lui per associazione mafiosa. Mario e Aldo sono cugini di Aldo Ercolano, tra i più noti killer di Cosa Nostra, che sta scontando la pena all'ergastolo per aver ucciso il giornalista Giuseppe Fava. Dalle intercettazioni emerge la vecchia mafia, quella degli esponenti più anziani e di vecchia affiliazione, alla quale si contrappone l'azione della mafia giovane, spregiudicata. È il caso di Davide Enrico Finocchiaro, accusato di essere il responsabile dello storico gruppo del villaggio Sant'Agata. Più volte avrebbe rivendicato con orgoglio la propria appartenenza a Cosa Nostra catanese, anche in quanto espressione di un gruppo insignito di medaglie, cioè i morti subiti e gli ergastolani in carcere per aver a loro volta ucciso. Ha confessato di aver sparato a Rosolino Celesia, il 22enne ucciso mercoledì notte alla discoteca No 3 di Palermo. Ho sparato io, ha detto agli inquirenti il 17enne, che è accusato di omicidio volontario e detenzione illegale di arma. Il fratello di 22 anni, finito in manette insieme al minorenne, risponde invece di detenzione illegale di arma. Il ragazzino avrebbe ammazzato Celesia con 3 colpi di pistola al collo e al torace, ma la sua versione è ancora tutta da approfondire. Gli investigatori sospettano infatti che il ragazzo possa essersi addossato la colpa dell'aggressione per proteggere qualcuno, forse il fratello. Da minorenne rischierebbe infatti di meno processualmente. Il lavoro degli investigatori continua. Al vaglio ci sono 3 video che stanno supportando le indagini. In uno si sentono gli spari, in un altro si vedono dei ragazzi spostare il corpo della vittima, in un terzo viene ripreso l'arrivo dell'ambulanza chiamata dagli amici di Celesia. È probabile che qualche immagine non coincida con la versione del minorenne. Dai video in possesso degli investigatori è stato estrapolato un frame in cui si vede il fratello con in mano la pistola fuori dal locale. Da qui la contestazione di detenzione e porto abusivo di arma. Stando all'attuale ricostruzione ci sarebbe stato dunque il passaggio della pistola tra i 2 fratelli subito dopo il delitto. A scatenare la lite sarebbero stati futili motivi, qualche parola di troppo, sguardi di sfida degli spintoni, poi la follia degli spari e il delitto. Potenziamento e maggiore utilizzo dello strumento del DASPO urbano per allontanare i facinorosi dai luoghi della movida, controlli notturni con la replica delle operazioni ad alto impatto, ma non serve l'esercito, bisogna contrastare questa recrudescenza non soltanto con la repressione ma anche con la prevenzione e con le attività sociali. Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, detta la sua ricetta a medio termine per riportare sicurezza sulle strade di Palermo e lo fa al termine dell'ennesimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. C'è poi un tema che capisco i cittadini, c'è un tema riguardante la vivibilità, il degrado del nostro centro storico che fra l'altro dipende purtroppo da queste degenerazioni, diciamo, del cosiddetto divertimento. Noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per contrastare questo degrado. Ma il prefetto ci tiene a sottolineare come l'omicidio di via Pasquale Calvi sia già quasi risolto e si sia sulla buona strada anche per la rissa di via La Lumia. Insomma, i cittadini possono contare su forze dell'ordine di alto profilo e professionalità guidate da una procura che non fa sconti. C'è sicuramente un'area di disagio giovanile abbastanza importante, probabilmente acuita dagli effetti delle misure che si resero necessarie all'epoca del Covid. E credo che bisogna lavorare a vari livelli. Il nostro è attivo e continuerà ad esserlo, ma dire che Palermo è più sicura di altre città, insomma, io ragiono da cittadino. La città ci sono grosse difficoltà che noi non sottovalutiamo assolutamente e quindi agiamo di conseguenza.
ma fare paragoni mi pare un po' improprio. L'attenzione comunque non scemerà e il prefetto promette altri comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica per monitorare interventi e situazione. La paura c'è sempre, è una cosa che non ti molla mai, ma la dignità di uomo libero ti fa superare ogni paura. Per Emanuele Lionti e suo fratello Elvis, entrambi imprenditori nel settore elettronico, l'operazione Mondo Opposto che ha decapitato il clan mafioso di Niscemi è un raggio di luce in fondo a un tunnel lungo 10 anni, fatto di minacce e intimidazioni e culminato con l'attentato sventato proprio ai danni di Elvis. Pensare di essere bersaglio è una cosa, avere la certezza che qualcuno aveva già progettato l'uccisione di un tuo familiare è qualcosa veramente di orribile che ti devasta te e devasta tutta la tua famiglia. Emanuele ed Elvis furono i primi ad abbattere il muro dell'Omertà nel 2013 dopo l'incendio della loro autovettura, quando denunciarono il boss Alberto Musto, che finì in carcere nell'ambito dell'operazione Fenice. Per quella denuncia Musto stabilì che Elvis doveva pagare con la vita. Sono 10 anni che per colpa di questi signori purtroppo non abbiamo serenità, però una cosa è certa, non abbiamo mollato 10 anni fa e non molliamo oggi e non molleremo mai. Emanuele ed Elvis non si sono mai pentiti della loro scelta, grazie soprattutto alla presenza della magistratura, delle forze dell'ordine e dell'associazione antiracket gelese che in questi anni li ha accompagnati alla denuncia. Io lo rifarei perché io credo che ogni uomo deve essere libero, te lo dico con fermezza più che mai, malgrado le paure, malgrado sicuramente i sacrifici. Io personalmente non permetterò mai a nessuno di togliermi la libertà, che difenderò con tutte le mie capacità. Io vivo giornalmente nella mostra del dolore, ma anche nella gioia della memoria, perché attraverso la memoria io riesco a tenere vivi i miei cari. Oggi non ha più paura Chiara Frazzetto, che 25 anni fa vide sterminare la propria famiglia dalla mafia. 2 uomini entrarono nel negozio di abiti da sposa gestito da Salvatore Frazzetto e dalla sua famiglia. Dissero di voler comprare delle fedi, ma erano 2 esattori del pizzo. Prima picchiarono l'uomo e la moglie Agata, poi presero la pistola di Salvatore e lo uccisero e dopo freddarono anche il figlio con un colpo alla tempia. Infine spararono ad Agata, ma l'arma si inceppò. La donna scampò alla strage e fece il riconoscimento dei 2 malviventi, facendoli arrestare. Ma prima di testimoniare al processo subì gravi intimidazioni, pedinamenti, telefonate anonime per convincerla a ritrattare. Lei, affranta dal dolore e sotto pressione, si uccise in casa meno di 5 mesi dopo. Chiara, che nel 2021 ha ricevuto il Premio Internazionale Donna Coraggio, l'unica sopravvissuta. Da quel giorno ha continuato a lottare con coraggio e determinazione e non ha mai lasciato la sua terra. Io vivo serenamente in Sicilia perché anche se ho un grande ergastolo da scontare, che è il mio dolore, però vivo serenamente perché io non ho ucciso nessuno. Anche lei è di Niscemi, come l'imprenditore scampato alla morte, ed è a lui che, contattata telefonicamente, si rivolge. Tanto volevo fare un grande applauso a questo coraggioso imprenditore che con la denuncia è riuscito a tutelare il nostro paese e i nostri figli. È stato lui con la denuncia appunto a punirne alcuni per educarne 1000. 30 anni fa era diverso, dice, c'era molta più paura e omertà, ma oggi chiedo a tutti che si facciano avanti. Torte all'aroma di agrumi di Sicilia che provenivano da paesi extracomunitari, panettoni al finto pistacchio di Bronte. Con il blitz dei NAS dei Carabinieri in Sicilia sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime in cattivo stato di conservazione o in locali con carenze igienico-strutturali invase da parassiti e prive di tracciabilità e oggetto di frode in commercio. In provincia di Catania uno degli interventi più rilevanti. Il titolare di un laboratorio dolciario è stato denunciato per l'impiego di materie prime e semi lavorati non congelati correttamente, tenuti in ambienti da incubo per la presenza di carcasse di insetti e esalazioni nocive dovute al cattivo funzionamento dell'impianto fognario.
Sequestrata l'intera attività e bloccata la produzione di dolci da forno. Altre irregolarità, sempre in provincia di Catania, scoperti 1.700 kg di prodotti ancora in fase di lavorazione, 2 tonnellate di prodotti semilavorati di origine vegetali e pistacchio in guscio invasi da parassiti. Durante i controlli in 4 pasticcerie e 2 aziende di prodotti dolciari a Trapani, Palermo e Agrigento sono stati sequestrati 260 panettoni e 400 vasetti di crema di pistacchio e mandorle privi di tracciabilità. In Assa hanno deferito all'autorità giudiziaria 18 gestori e titolari di attività per frode in commercio, 27 i provvedimenti di chiusura e sospensione di attività di produzione e vendita, per un valore di oltre 8 milioni di euro. Ore 11:23 del 22 dicembre 2023. Il sindaco trantino in scooter fa da apripista alla prima auto che percorre via Barraco, che dopo 20 anni viene inaugurata al transito, dando respiro a piazza Mancini Battaglia ed aprendo ad un altro step, quello di pedonalizzare per intero il lungomare. Una svolta epocale per la viabilità di Catania, soprattutto per il borgo marinaro di Ognina. L'accelerazione decisiva arriva nel luglio scorso e in piena estate che il neoinsediato sindaco trantino sblocca l'iter ed avvia un cantiere fermo da decenni. È l'inizio di un nuovo percorso, l'efficienza dell'amministrazione trentino si misurerà sull'altra carreggiata, ma è comunque l'origine di un nuovo processo urbanistico che riguarda il lungomare, che riguarda la restituzione del waterfront, che da oggi ha inizio nella nostra straordinaria Catania. Dalla circonvallazione all'altezza del ponte ferroviario si attraversa parzialmente in sopraelevata la zona Rotolo-Ognina per sfociare alla rotatoria Sant'Agata di Via del Rotolo, dopo aver percorso 500 metri nuovi di zecca che consentono di snellire lo storico ingolfamento di piazza Mancini Battaglia. Un'altra struttura riconsegnata alla città dopo 20 anni è importante per snellire il traffico veicolare che si crea nel gorgo su piazza Mancini Battaglia. Nel corso della mattinata è stato presentato il progetto di sviluppo dell'intero borgo di Ognina, che sarà realizzato con fondi ministeriali ed europei. Tra qualche giorno li vedremo alla guida dei bus della MTS. A Palazzo degli Elefanti oggi gli auguri e il loro ben arrivati. 38 gli autisti che entreranno in servizio e che sotto l'albero di Natale potranno mettere il loro contratto di lavoro. Un bel regalo inaspettato relativamente, perché avendo fatto il concorso ci attendavamo questa assunzione. È arrivato in questo periodo, una cosa bella veramente comunque. Eccoli, fanno parte di quel numeroso gruppo di candidati, 1500, che nel 2021 hanno presentato la domanda online. Il concorso era per soli titoli. La MTS cercava persone che avessero già esperienza. 3 anni fa ne furono assunti 20, l'anno seguente altri 20, a cui adesso si aggiungono gli ultimi 38. Tutto questo si tramuterà in più corse, più autobus a coprire le linee dei vari quartieri, meno disagi per i cittadini e meno attese alle pensiline? No, purtroppo no. Il presidente della MTS, Giacomo Bellavia, molto correttamente evita falsi proclami. Tutte le persone entrate in servizio dal 2021 fino ad oggi in realtà hanno sostituito colleghi che sono andati via, ma in un futuro non molto lontano le cose in città potranno migliorare. L'azienda, che era piena di debiti, è stata risanata. Ci sono investimenti da fare e gli enti pubblici chiaramente devono accompagnare questo percorso. Il Comune di Catania intravede l'uscita dal dissesto economico, che è stato un laccio per tantissime realtà. Il contratto di servizio con la MTS, ad esempio, non poteva andare oltre e prevedere altre assunzioni. Al momento ci sono su strada 110 bus e 750 autisti. In città ci sono già alcuni mezzi elettrici che non inquinano, sono 36 quelli arrivati e altri ne verranno introdotti. Nel 2024 c'è l'auspicio da parte di tutti che possano aumentare le corse. Quando i mezzi pubblici funzionano con orari regolari è più facile convincere i cittadini a lasciare l'auto a casa. La borgata Santa Lucia non è solo droga e spaccio, ma anche legalità. In questo immobile confiscato alla mafia, oggi c'è chi vuole cambiare vita andando per la strada giusta. Per dei giovani o dei minorenni che si trovano a dover scontare appunto una pena, sfruttarla per un inserimento, un'inclusione sociale che attraverso il lavoro
tende a rieducare e a reinserire. Conclusi i lavori di ristrutturazione, sono arrivate le attrezzature per dar vita all'Accademia Sartoriale, un cuore pulsante della legalità, un simbolo della presenza dello Stato sul territorio. Grazie a questa iniziativa riusciremo a ritrovare la parte sana del quartiere che speriamo sosterrà fortemente questo posto e quelli che ci lavorano. Lei ha già acquistato una borsa? Sì, ho ritenuto necessario dare un primo segnale di supporto. 3 le aree in cui è suddivisa l'Accademia: l'ufficio stile dove si progettano i capi di abbigliamento, la sartoria che ha diverse postazioni da lavoro e lo showroom dove saranno esposte le creazioni pronte per essere vendute. Un bellissimo esempio di come Ministero dell'Interno, Comune, imprese sociali, città possano collaborare per produrre qualcosa che crea presente e crea futuro. Tutto questo dedicato a Mario Francese, giornalista ucciso dalla mafia 44 anni fa, e dal figlio Giuseppe. È l'ultima partita della girone d'andata, ma allo stesso tempo dovrà essere quella delle risposte che il Catania vuole dare dopo la sconfitta contro il Sorrento e alla vigilia dell'apertura del mercato invernale. Lo chiede la società, ma anche Lucarelli, che sta decidendo dove e come intervenire. A Benevento domani il Catania è atteso da una sfida difficile, insidiosa, contro una squadra che nella prima parte del campionato sembrava dovesse lottare per le primissime posizioni. E cercheremo di affrontare nel migliore modo una squadra che è partita con favori del pronostico, che ha un direttore sportivo con cui ho un ottimo rapporto, Marcello Carli, che è un grosso intenditore di calcio, che ha una proprietà forte economicamente e ambiziosa, che da tanti anni con sacrificio porta avanti le sorti del Benevento, e ha una squadra importante per la categoria, che magari fino a questo momento non ha anche loro non hanno raccolto per quello che è il potenziale, ma che è comunque sempre una squadra temibilissima da affrontare. Lucarelli deve fare i conti con diversi infortuni, 16 gli uomini a disposizione, in attacco mancherà Di Carmine, out anche Bocic e Mazzotta, a centrocampo Ladinetti e Rizzo, in difesa sono ancora fermi Buà, che ha qualche speranza di recupero in extremis, e Silvestri. Al centro dell'attacco è possibile la conferma di De Luca come falso 9, l'impiego di Chirico o il ritorno al primo minuto di Dubicas, unico centravanti di ruolo. Domani avremo 16 giocatori in movimento che bastano, perché tanto con 5 sostituzioni più di 16 non giocano, quindi fosse stato 15 già era una sostituzione in meno, ma 16 va bene, più 3 portieri, di cui uno è fuori lista, quindi 18 puliti. Catania che al Vicorino non potrà contare nemmeno sui propri tifosi, altra sanzione disposta dopo gli incidenti a margine della partita di Coppa Italia contro il Pescara.